Il Consiglio di Giustizia Amministrativo, organo che svolge in Sicilia le funzioni del Consiglio di Stato, ha ribadito la decisione della Prefettura di Agrigento sulla gestione commissariale del servizio idrico integrato, nell'esclusivo e primario interesse delle comunità da servire. È con queste parole che il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, ha annunciato la decisione dell'organo amministrativo sull'appello di alcuni soci di Girgenti Acque. I giudici della sezione del CGA hanno preso atto della rilevanza dell'interesse pubblico, riconoscendo l'estrema complessità delle tematiche controverse, ribadendo la necessità delle iniziative assunte dal prefetto di Agrigento per l'opportunità di una sollecita e approfondita verifica nel merito da parte del Tribunale amministrativo della Sicilia. Ricordiamo che il TAR lo scorso febbraio aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai legali De Campione, che chiedevano non solo l'annullamento o la sospensione dell'interdittiva, ma anche la revoca del commissariamento. Una questione intricata che investe la comunità agrigentino, sulla quale già da tempo vi sono i riflettori accesi da parte delle forze dell'ordine e soprattutto delle amministrazioni comunali della provincia coinvolte nella gestione delle reti pubbliche idriche in un dibattito politico che ancora non ha prodotto risultati sperati.